Il 2019 è stato un anno molto importante per Federmanager. A livello nazionale abbiamo avuto l'elezione e la riconferma del presidente uscente Stefano Cuzzilla, persona veramente eccezionale che ha portato ad alti livelli Federmanager in questi anni e consolidando i rapporti con Confindustria. Grazie a lui anche è nata l'ente for manager bilaterale Confindustria e Federmanager, che ha permesso di avviare politiche attive nel territorio a favore quindi anche di dirigenti, manager che hanno perso il lavoro, e queste politiche attive sono state attuate anche a Verona tramite un progetto finanziato proprio da Federmanager, a cui hanno partecipato 6 nostri associati, che hanno avuto quindi la possibilità di rimettersi in contatto con le aziende. È stato un anno importante anche perché c'è stato il rinnovo del contratto nazionale che ha portato grandi innovazioni anche dal punto di vista femminile, con la presenza di un osservatorio di for manager per verificare anche la presenza delle donne nelle aziende e quindi anche il problema del gender gap di cui si parla molto. L'anno 2020 facciamo un focus sulla territoriale di Verona, un anno in cui ci aspettiamo molto, perché siamo riusciti a consolidare dei rapporti molto buoni con Confindustria, con l'Università di Verona, e quindi stiamo organizzando degli eventi di formazione di conoscenza della figura del manager da portare appunto anche all'esterno della federazione, parlandone appunto con altri enti, a prenderci al pubblico. In febbraio l'evento principale è la premiazione di 10 manager nord-est, il Giovani Manager, che viene fatto per quest'anno per la prima volta a Verona. Giovani Manager in cui la federazione crede molto, perché sono loro quelli che porteranno maggiore sviluppo nell'innovazione, nelle nuove politiche anche di sostenibilità, che riteniamo che siano ormai fondamentali per la crescita delle nostre imprese, e in particolare anche delle piccole e medie imprese. E ci sarà poi appunto un convegno organizzato con Confindustria sulla sostenibilità, e ci sarà la nostra assemblea nazionale in cui si parlerà proprio dello stato delle imprese nel territorio veronese e dell'importanza della figura manageriale.